non c'ho potuto vendere, io lei ho marcato. Amici di Bella Sicilia e di Onda TV, questi sono gli abiti indossati dalla corte principesca in ambito della rievocazione storica che si tiene ogni martedì grasso Noi, Domenico Olliata, a Saponara. principe, signore e duca di queste terre, annunciamo a tutte le nobiltà, ai propri fidali dignitari e a tutto il popolo di questo ducato che abbiamo dato fine alle scorrerie del nostro per le colline e montagne che danneggiava per la nostra nobiltà il raccolto, la piantagione e il lavoro dei nostri fratelli contadini e carbonai. Noi, con decreto ducale e con sigillo del Sacro Romano Impero, a cui ci onoriamo di appartenere, decretiamo, fin quando il sole continuerà a sorgere e a tramontare, l'orso sia tenuto prigioniero e portato in sfilata ogni martedì di carnevale lungo le vie del paese per essere mostrato in segno della nostra autorità. Scritto, letto, sigillato, Sua Eccellenza Principe Domenico Olliata, Signore e Duca di queste terre. Si dia inizio ai festeggiamenti. Allora dovete avere, amici dell'Orso, dovete avere qualche attimo di pazienza prima di... Ed eccolo l'orso, l'abbiamo visto. Perché esigenze radio-televisive a livello nazionale, se devo dire con onore, Si festeggia la cattura. immortalare almeno l'inizio di questa sfilata, quindi la corte, le grogne, l'orso saliranno sul palco a disposizione dei fotografi e dei cineoperatori. Scriveteci nei commenti da dove ci state seguendo e cosa ne pensate di questa bellissima iniziativa che si tiene Subito dopo a Saponara. il corteo Dare spazio storico. per la figliola, così non figlio fa quella fotografia così. Un attimino di pazienza che abbiamo la necessità purtroppo di sacrificare il vostro tempo per un paio di minuti. Questo è il martedì grasso di Saponara in provincia di Messina. Condividete il video, fateci sapere da dove ci seguite. Vi abbiamo raccontato anche questa iniziativa. Grazie a tutti, un abbraccio.